Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi Ciao. sono in compagnia di Matteo. Ciao. Siamo al bivacco La Ste, appena sopra il rifugio Semenza, sulle montagne che possiamo definire di casa, perché infatti ci troviamo in Alpago. Ora però vi facciamo vedere come siamo arrivati fino a qui. A dopo! No. Primo tratto di sentiero è tutto bosco, quindi anche in ombra, ed è in perenne salita. Credo che a breve usciremo dal bosco e torneremo di nuovo al sole. Oggi la giornata è caldissima. Dopo 400 metri di dislivello si esce dal bosco e la visuale si apre verso la piana del Consiglio. Si vede anche il Navigal col Col Visentin. E ora noi andiamo su di qua. Bene, ora è iniziato questo tratto di sentiero che costeggia la montagna, corre praticamente lungo il fianco, è parzialmente esposto, molto bello perché si ha una vista incredibile su tutte le montagne circostanti. Bene, siamo arrivati al tratto finale, è un po' stretto qua il sentiero, si restringe parecchio, come vedete. E poi c'è lo strappetto finale che ci porterà a rifugio, quindi manca poco.
Appena dietro al rifugio c'è un bivacchino vecchio stampo, qui sulla Forcella. Ora andiamo a vederlo. Abbiamo mangiato, ci siamo riempiti lo stomaco, abbiamo bevuto 2 birrozze e ora saliamo un po' a vedere il bivacco. Eccoci, siamo arrivati al bivacco. Totale della camminata sono 2 ore e 10 per quasi 800 metri di dislivello. Camminata piacevole, molto bella alla fine. L'unico neo forse è che è sempre tutta esposta al sole, quindi in questo periodo qui ogni passo si fa sentire più del dovuto. Comunque, qui panorama fantastico. Ora vi facciamo vedere un po' i dintorni. A dopo.